dal terreno dello scavo durante la posa della conduttura del gas. Tragedia in un cantiere edile del Padovano, muore un 58enne operaio di Piove di Sacco. Dopo il no della sua ULSS, malato oncologico grave ottiene il via libera per il suicidio assistito in Svizzera. La battaglia del 67enne Roberto, voglio morire nella mia casa, nuova richiesta all'azienda sanitaria. Hanno aggredito, picchiato e rapinato un 27enne in un parco di Zerobranco, spedizione punitiva per un debito di droga, individuati 5 ventenni di Mogliano e Marcon, l'agguato pianificato in chat. Dipendente assenteista licenziata, ma il garante condanna il comune di Curtarolo per aver violato la privacy con i video che la immortalavano in giro per il paese. L'amarezza del sindaco. Premiati in comune a Venezia Stefano Bonassi e la figlia Sara, che hanno salvato un 50enne caduto in Rio Sant'Alvise. Il video del loro provvidenziale intervento, l'emozione nel loro racconto. Dalla politica al mondo dell'impresa continuano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Nicola Tognana. Il ricordo di Sergio Bellato al suo fianco per anni in Confindustria. Il Giovanni Battista Ferrari di Este è il miglior liceo d'Italia. Secondo Eduscopio 2025, l'Istituto della provincia di Padova scala la classifica della Fondazione Agnelli. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta dunque con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e partiamo dalla cronaca, lo avete sentito dai titoli e dall'ennesima tragedia sul lavoro che si è verificata questa mattina a Ponte San Nicolò. Un operaio che stava lavorando in un cantiere edile è morto mentre si trovava in scavo per la posa della conduttura del gas. Travolto dal terreno mentre insieme ai colleghi era impegnato nella posa delle tubature del gas all'interno di questo cantiere edile in una zona residenziale di Ponte San Nicolò, ancora una vittima del lavoro, si chiamava Nicola Paganna, aveva 58 anni e abitava con la famiglia a Piove di Sacco. La tragedia intorno alle 9 del mattino, la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal dell'USL 6 che hanno ascoltato a lungo gli altri operai presenti nel cantiere al momento dell'infortunio mortale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, mentre si trovava dentro uno scavo, è stata investita da una massa di terriccio appena rimosso con la ruspa. Il terreno ha travolto il 58enne che è morto per le gravi lesioni riportate, da accertare se abbia avuto anche un malore come conseguenza dell'impatto con la massa di terreno. A stabilirlo sarà l'autopsia. I soccorsi dei colleghi dei medici del SUEM sono stati tempestivi per Pagan, però non c'è stato nulla da fare. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo di indagine per l'ipotesi di omicidio colposo. Il cantiere dove è avvenuto il crollo del terreno è stato sequestrato fino alla conclusione dei rilievi dei carabinieri. I sindacati chiedono massima attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. In Veneto è una carneficina. Come diciamo sempre, bisogna far di più, ma bisogna anche parlarne di più. Ci sono troppi silenzi attorno a questi morti sul lavoro, sapendo che non si parla solo di morti sul lavoro, ma famiglie nella disperazione. Noi pensiamo sia arrivato il momento di dire basta, di cambiare completamente il modello di sviluppo che purtroppo il nostro paese, è legato tutto al consumismo e alla redditività del capitale, sta attuando. Noi il 12 di dicembre scendiamo in piazza anche per questi motivi. Va aumentata assolutamente la spesa per la sicurezza e i costi sulla sicurezza non possono essere barattati poi con un minor costo per le imprese. Sotto shock la moglie dell'uomo arrivata nel cantiere in via Primo Levi a Ponte San Nicolò. Disperato anche il datore di lavoro. Nicola Pagana era dipendente di una ditta di Bruggine. Il titolare lo ha definito un grande lavoratore, una persona gentilissima. Cordoglio alla famiglia anche da parte del sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni. Chi muore sul lavoro è sempre una tragedia immane, perché è il luogo in cui dovremmo sentirci più sicuri, e perciò veramente un messaggio forte alla famiglia e con tutto l'affetto, e adesso capiremo cosa è successo per dare anche le giuste risposte alle domande che si stanno facendo. E dunque seconda vittima sul lavoro in 2 giorni in Veneto. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e lesioni gravi dopo la morte di Nazario Pontellato in Valdastico e il grave ferimento del collega che era con lui. La Procura di Vicenza parte un fascicolo per omicidio stradale e lesioni gravi in relazione alla tragedia di ieri costata la vita a Nazario Pontellato, 61 anni, originario del Polesine, travolto da un furgone sul cantiere mobile della A31 tra Noventa Vicentina e Agugliaro. Restano gravi le condizioni dell'altro operaio colpito dal veicolo e ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo.
Gli accertamenti della polizia stradale devono stabilire le cause dell'improvvisa perdita di controllo dell'autista, dal malore alla distrazione. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi. Pontellato, dipendente della Est Cantieri, stava effettuando operazioni di manutenzione insieme ai colleghi, quando il furgone ha sfondato il cordolo di protezione e lo ha travolto senza possibilità di scampo. La vittima, appassionata di musica e prossima alla pensione, viveva a Villa Marzana. Perdiamo una persona splendida, un lavoratore serio, dice commosso il sindaco Daniele Menon. Voltiamo pagina. Dopo il via libera per accedere al suicidio assistito in Svizzera, Roberto, gravemente malato, chiede di poter porre fine alle sofferenze a casa sua. Assistito dall'associazione Coscioni, attende ora la nuova relazione della sua ASL padovana. Si è acceso per me il semaforo verde vicino a Zurigo, voglio però ottenerlo anche qui, voglio andarmene sereno in casa mia. Queste le parole di Roberto, 67enne che vive in Veneto e da anni convive con un glioma diffuso, diagnosticato nel 2006. Il tumore, cresciuto lentamente, oggi gli provoca fino a 20 crisi epilettiche quotidiane e gravi problemi nel camminare, tra dolori intensi e perdita di equilibrio. Sentendo di non poter più sostenere una condizione che considera priva di dignità, nell'ottobre del 2024 Roberto ha chiesto alla sua ASL di verificare se possiede i requisiti per il suicidio medicalmente assistito. L'azienda sanitaria ha nominato una commissione nel dicembre 2024, ma da allora il nulla. A marzo 2025, dopo 5 mesi senza risposte, ha inviato una diffida all'ASL, denunciando che l'attesa sta aggravando le sue sofferenze e limitando il suo diritto a decidere sul proprio percorso di fine vita. Nel frattempo è arrivato il via libera per suicidio medicalmente assistito in Svizzera, ma il desiderio di Roberto è di averlo in casa sua. In questo momento il signor Roberto si sta sottoponendo a nuove verifiche. Attendiamo quindi la relazione da parte della commissione medica dell'azienda sanitaria e se dovesse essere nuovamente negativa perché non riconoscono trattamenti di sostegno vitale, siamo pronti a difendere il diritto all'autodeterminazione di Roberto anche nei tribunali. Roberto vuole evitare lo scenario peggiore, perdere ogni capacità cognitiva e di conseguenza l'occasione di scegliere. Far diventare migliore il nostro paese renderà più gradevole il mio andarmene. Espulso dall'Italia un 22enne pakistano denunciato per molestie sessuali a una 17enne su un autobus a Padova. Prima l'ha avvicinata alle spalle in autobus e poi l'ha palpeggiata nelle parti intime. Autore delle violenze, un richiedente asilo pakistano di 22 anni, ora trasferito al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonso per l'espulsione sul territorio nazionale. Il giovane è stato denunciato per aggressione a sfondo sessuale ai danni di una studentessa 17enne su un autobus urbano. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Padova, Marco Dorisio, a seguito della valutazione di pericolosità sociale del giovane, entrato irregolarmente in Italia nel marzo 2024. E ospitato nel sistema di accoglienza. La ragazza, sedita sul bus per andare a scuola, sarebbe stata palpeggiata dal 22enne che l'avrebbe avvicinata alle spalle tentando ripetuti approcci. La studentessa era riuscita a scendere alla fermata successiva. Il giorno seguente, rivedendolo sullo stesso autobus, ha chiamato il 113, permettendo agli agenti delle volanti di individuarlo e denunciarlo. Attivato il codice rosso, il questore ha inoltre disposto un divieto di accesso di 2 anni alle infrastrutture del trasporto pubblico. Parallelamente, l'ufficio immigrazione ha segnalato il caso alla Commissione territoriale, che ha rigettato la domanda di protezione internazionale e revocato le misure di accoglienza. Rapina questo pomeriggio a Padova all'interno del supermercato Ali in via Tre Garofani nel quartiere della Madonna Pellegrina. Un uomo col volto coperto dal passamontagna è entrato nel supermercato e ha minacciato i cassieri con un coltello, poi ha rubato l'incasso, alcune centinaia di euro ed è scappato. Nessuna persona è rimasta ferita, sono in corso le indagini dei carabinieri. Derubavano anziani al supermercato, 3 denunciati, 2 donne e un uomo di origini bulgare. Nella Marca hanno messo a segno almeno 3 colpi rubando il portafoglio da altrettanti anziani mentre facevano la spesa. Sentiamo.
Agivano in tre, un uomo che faceva da palo ed autista e due donne che entravano nei supermercati per derubare anziani clienti. È una banda di trasfertisti, quella sgominata dai carabinieri di Treviso. 3 gli episodi accertati lo scorso maggio, 1 al Famila di Sant'Antonino, 2 all'Iperlando di Preganziol. A Treviso le vittime sono un 79enne di Casiera, al quale le due donne hanno rubato il portafogli, prelevando poi con il bancomat 1.500 euro, ed un 88enne di Casale sul Sile, al quale, sempre dopo aver rubato il portafogli mentre faceva la spesa, la banda ha sottratto 500 euro prelevati con il bancomat. A Preganziol, sempre con la stessa tecnica, le ladre hanno derubato un 80enne del borsellino con dentro 170 euro. Dopo accurate indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare i componenti della banda. Le due donne hanno 30 e 32 anni, l'uomo ne ha 28, tutti sono di origini bulgare, residenti a Torino. Sono stati denunciati per furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito. In 7 invece lo scorso ottobre avevano aggredito, picchiato e rapinato un 27enne in un parco di Zero Branco. Dopo i primi 2 arresti i carabinieri hanno individuato gli altri 5 responsabili sottoposti a obbligo di dimora nei comuni di residenza Mogliano e Marcon. Attirato con una scusa nel parco Baden-Powell di Zero Branco ed aggredito con inaudita violenza da 7 ventenni che l'hanno preso a botte e dopo avergli rubato portafogli e telefono l'hanno costretto a tentare un prelievo in un bancomat poco distante. Vittima della violenta rapina lo scorso 23 ottobre un 27enne del posto di origine marocchina. Protagonisti di quella che a tutti gli effetti si è rivelata essere una spedizione punitiva, verosimilmente per recuperare un presunto debito legato a stupefacenti, 7 ragazzi. Le urla del 27enne avevano allertato dei passanti che hanno chiamato i carabinieri subito arrivati sul posto. 2 degli aggressori sono stati identificati in flagranza di reato. Ora i carabinieri hanno identificato gli altri complici. Si tratta di 5 ventenni residenti tra Mogliano e Marcon. La particolarità dell'attività investigativa che ha brillantemente concluso la stazione di Zero Branco è caratterizzata dal fatto che all'interno dei telefoni dei 2 indagati sono state trovate delle chat, in particolare una dove l'aggressione era stata pianificata fino nei minimi particolari, e questo ci ha consentito di arrivare agli altri 5 giovani nei confronti del quale il GIP, su richiesta della procura, ha emesso 5 provvedimenti di obbligo di dimora con la prescrizione di non uscire di casa dalle 22 alle 07. Il 27enne aggredito è stato medicato al pronto soccorso, ha riportato lesioni con una prognosi di una decina di giorni. Alla fine i rapinatori non sono nemmeno riusciti a rubargli i soldi che volevano prelevarsi al bancomat. Per fortuna la vittima ha sbagliato il codice, quindi grazie a questo suo comportamento è riuscito a far sì che il reato non si consumasse in maniera completa, ed è riuscito anche attraverso le sue grida e la sua richiesta d'aiuto ad attirare l'attenzione dei carabinieri, che sono prontamente intervenuti. A Curtarolo adesso nel Padovano, dipendente assenteista licenziata, ma il garante condanna il comune colpevole per aver violato la privacy con i video che la immortalavano in giro per il paese. L'amarezza naturalmente del sindaco. Prima sospesa, poi licenziata con l'accusa di essere una furbetta del cartellino, protagonista una dipendente del comune di Curtarolo ad incastrarla alle videocamere di videosorveglianza cittadine che l'avevano ripresa in più occasioni fuori dal municipio in orario di servizio oppure in giro per il paese mentre risultava essere in malattia. La dipendente comunale dopo il provvedimento si era opposta rivolgendosi al garante della privacy, che ha accolto il suo reclamo, sanzionando con 15.000 euro il comune di Curtarolo, contestando un trattamento illecito dei dati personali. Sotto accusa per il garante le immagini di videosorveglianza delle telecamere che hanno ripreso la donna mentre pranzava al bar nonostante fosse a casa in malattia o mentre usciva dal comune in orario di lavoro. Contestato anche un video registrato con il cellulare da un altro dipendente comunale e inviato alla sindaca Martina Rocchio. La prima cittadina si dice dolorata per questa vicenda e spiega di aver agito in buona fede ed esclusivamente per il bene dell'ente. È una pagina dolorosa che volevo chiudere in breve. Chiaramente sì, diciamo che sono questioni annose perché ci siamo andati avanti molti anni. Dal mio insediamento mi è stato appunto fatto presente una serie appunto di atteggiamenti di una delle dipendenti del comune di Curtarolo, e di conseguenza
ho cercato insomma di attivarmi e quindi sotto questo aspetto ho cercato di fare nel mio piccolo insomma degli accertamenti che poi chiaramente io ho dato e ho conferito solamente all'autorità giudiziaria. La sindaca ora è intenzionata a pagare subito la multa per ottenere una decurtazione del 50% della somma, una decisione presa innanzitutto per tutelare il comune e fare l'interesse dei cittadini. Quando si opera per il bene comune e per il bene anche dell'amministrazione comunale, dei dipendenti, insomma di tutta la struttura, io ho cercato sempre di farlo chiaramente nella buona fede, che comunque almeno questo è stato rilevato dal garante. E chiaramente ora insomma eseguiremo quello che sarà necessario fare. A Venezia padre e figlia salvano un 50enne che stava annegando in Rio Sant'Alvise dopo essere caduto in acqua accidentalmente. Aiuto! 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 C'è una persona in acqua, papà? Ecco il video che documenta quei drammatici e concitati momenti in cui un gesto di straordinaria generosità ha evitato una tragedia oramai in atto. Poco dopo la mezzanotte in Rio Sant'Alvise a Venezia, un uomo di 50 anni finito in acqua grida disperatamente aiuto. Aiuto! 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 Le sue urla richiamano immediatamente Stefano e Sara Bonassi, padre e figlia. Abitano proprio di fronte a quell'uomo che sta annegando davanti ai loro occhi. Noi siamo usciti e tempestivamente ci siamo messi pronti a montare sopra l'imbarcazione e quindi abbiamo cercato di soccorrere l'uomo tirandolo su con l'aiuto anche di una terza persona. Stefano corre e lì a sporgersi dalla barca per salvare quello sconosciuto e come lui non sa nemmeno nuotare. Mi è venuto proprio l'istinto di andare proprio a pigliare su la persona, proprio praticamente era già morta. C'aveva già la testa verso l'acqua, le braccia aperte e un attimo l'ho tirato su. Nei giochi del destino la fatalità vuole che quella barca ormeggiata lungo il Rio sia proprio quella dell'assessore Sebastiano Costalonga. Il destino ha voluto che la mia barca fosse lì, per fortuna, perché se era una barca più piccola sicuramente non sarebbero riusciti a fare questo gesto così importante. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, con il 50enne ancora ricoverato a Venezia per una importante broncopolmonite, ma è vivo e solo questo conta. Padre e figlia veneziani di Sant'Alvise premiati a Cafarsetti proprio dall'assessore Costalonga, che ha voluto riconoscere il loro gesto di straordinario altruismo. Ci sentiamo eroi perché comunque si è ripreso. E continuano invece i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore trevigiano Nicola Tognana. Venerdì i funerali in Duomo a Treviso. Era un uomo molto brillante, molto intelligente. Io quando così lo giudicavo verso persone che non lo conoscevano, dicevo sempre che per me era un'intelligenza inarrivabile. Sempre molto amichevole, vicino, molto diplomatico, cioè aveva tutte le caratteristiche per essere un grande leader. Ricorda così Nicola Tognana, scomparso ieri all'improvviso a 73 anni, Sergio Bellato, amico e per decenni, dal 92 al 2005 al suo fianco, con vari incarichi in Confindustria Treviso. Profondo il cordoglio alla notizia della morte dell'imprenditore che ha fatto crescere e portato avanti le industrie di famiglia e nel campo associativo era diventato punto di riferimento dell'imprenditoria trevigiana e veneta. In prima fila in tante battaglie a fianco degli imprenditori per ammodernare il paese nel momento di massima velocità della locomotiva nord-est. C'era lui alla guida degli industriali nel 96 con la clamorosa protesta degli imprenditori che consegnarono al governo le chiavi di 3.000 aziende. Lungimirante anche quando nel 99 fondò un'industria a Treviso con la fusione tra Confindustria e Apindustria. Non riuscì però a prendere le redini nazionali dell'associazione. Nel 2005 tentammo tentammo la sua presidenza e ci andò male, quindi a livello nazionale vinse Montezemolo. Nel 2010 la presidenza della Camera di Commercio ed anche qui avviò la storica fusione tra Treviso e Belluno, così lo ricorda Mario Pozza, all'epoca suo vice. Un uomo che ha lasciato una traccia a Treviso non solo come imprenditore ma anche come uomo che ha dedicato una vita all'associazionismo. Il suo impegno in Confindustria a vari livelli, dal livello
provinciale, regionale e nazionale. E questo è anche uno degli elementi che ha fatto sì che questa nostra Treviso possa aver avuto quella visibilità, perché era in un momento di grande esplosione del modello del Nord-Est e lui è stato la guida di Confindustria proprio in quegli anni. Nicola Tognana lascia la moglie Maria Paola, i figli Filippo, Mattia e Gaia. L'ultimo saluto venerdì alle 11 nel Duomo di Treviso. Cambiamo decisamente argomento, andiamo in centro a Padova, mancia per le ferie e le tette delle ragazze, grazie lo staff. Il messaggio è comparso su un bicchiere appoggiato al bancone della pasticceria Nova in centro città. Il titolare, un cittadino cinese, ha cercato di smorzare le polemiche spiegando che si tratta di uno scherzo delle cameriere con i clienti abituali. A esporlo sarebbero state le stesse dipendenti assunte con regolare contratto, ha specificato sempre il titolare. Il messaggio però ha sollevato polemiche per il cattivo gusto della battuta. E in Consiglio Comunale a Padova si riaccendono le polemiche sulla proposta di conferire il sigillo della città a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sulla Palestina. La possibilità di conferire il sigillo della città di Padova a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, riaccende nuove polemiche che sembravano essersi placate con il congelamento della proposta che era stata approvata con una delibera in Consiglio Comunale la scorsa estate. A dividere non solo l'opposizione ma anche la stessa maggioranza di Palazzo Moroni sono le ultime dichiarazioni dell'Albanese commentando l'irruzione di alcuni attivisti dei movimenti pro-Pal nella sede della Stampa di Torino, definito un monito per i giornalisti per tornare a fare il proprio lavoro. Parole che hanno scatenato indignazione a livello nazionale anche da parte del consigliere comunale del PD Nereo Tiso, che definisce un errore conferire il sigillo della città all'Albanese. Soprattutto l'accusa, o meglio, quello che ha detto su Liliana Segre, senatrice a vita, che per me è un sigillo della storia, della pace, della sensibilità e della testimonianza, che di fatto, dicendo che non è adeguato, questo mi ha veramente creato dei disagi personalmente, perché credo che affermazioni del genere non possano essere fatte da una persona pubblica, da una persona che è ritenuta ormai qualcuno che sa della Palestina, perché non fa bene a nessuno, né a lei né alla Palestina. Le promotrici della mozione per il conferimento del sigillo della città Francesca Albanese sono le consigliere di Coalizione Civica Chiara Gallani e Marta Nalin. Anche altri comuni d'Italia, dopo le parole dell'Albanese sui giornalisti e prima su Liliana Segre, hanno congelato proposte di cittadinanza onoraria. Dall'opposizione in Consiglio Comunale le parole di Eleonora Mosco della Lega, che chiede al sindaco Giordani di non dare alcun riconoscimento alla relatrice ONU. A Padova sta andando in scena un cortocircuito politico. La sinistra litiga con se stessa sul rilascio del sigillo della città di Padova Francesca Albanese e trascina la nostra città nel ridicolo. Prima presentano la mozione e poi la rinnegano. Non è altro che il segno di una maggioranza allo sbando. Le posizioni anti-israeliane dell'Albanese e le sue parole dopo il vile attacco dei pro-Pal alla Stampa rendono evidente una sola cosa: non ci sono le condizioni per consegnarle il sigillo della città di Padova. Il Giovanni Battista Ferrari di Este è il miglior liceo d'Italia. Secondo Eduscopio 2025, l'istituto della provincia di Padova scala dunque la classifica della Fondazione Agnelli. Il miglior liceo d'Italia per l'Eduscopio 2025 è Veneto. Si tratta del Giovanni Battista Ferrari di Este in provincia di Padova, che conquista il primo posto nazionale con un punteggio di 94,45 su 100. A stabilirlo è la nuova edizione della classifica realizzata dalla Fondazione Agnelli. Il liceo Ferrari è uno scientifico delle scienze applicate, con l'informatica al posto del latino, che supera altri istituti di eccellenza collocati soprattutto in provincia, come lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano nel Cunese e il Da Piaz di Feltre nel Bellunese. Tra le grandi città si confermano invece i nomi più prestigiosi. A Milano il Berchet guida i classici e il Vorta resta primo tra gli scientifici. A Bologna spiccano il Galvani e il Copernico, a Firenze il Galileo e il Machiavelli. A Napoli il convitto Vittorio Emanuele II domina sia tra classici sia tra scientifici. A Torino il Cavour supera il Gioberti, mentre tra gli scientifici primeggia il paritario Edoardo Agnelli. A Roma per l'8º anno consecutivo l'Augusto Righi è il miglior scientifico, mentre il Visconti
resta in testa ai classici. L'edizione 2025 di Eduscopio si basa sull'analisi dei risultati universitari di oltre 1.300.000 diplomati provenienti da oltre 8.000 scuole, distribuiti su 3 anni scolastici per valutare quanto efficacemente ogni istituto prepara gli studenti al percorso post-diploma. E si trova sempre a Padova il primo ambulatorio italiano dedicato alla gestione delle commozioni cerebrali nei giovani. Un'equipe multidisciplinare assicura diagnosi, trattamento e ritorno sicuro alle attività. Un ambulatorio innovativo dedicato alla gestione delle commozioni cerebrali nei bambini e negli adolescenti come punto di riferimento unico in Italia. Si trova a Padova e l'idea è partita nel 2020 da un progetto congiunto tra il pronto soccorso pediatrico, la medicina dello sport e della Fondazione Salus Pueri, con l'obiettivo di rendere più sicuro lo sport giovanile e migliorare la gestione delle concussioni. Oggi la struttura, inserita nel WOC Medicina dello Sport sotto la guida del professor Andrea Ermolao, offre valutazione, diagnosi e trattamento delle commozioni cerebrali anche negli adulti. Proprio perché il problema che viene affrontato è un problema multidisciplinare che, come avete visto forse nella presentazione che abbiamo fatto, può dare delle sintomatologie e delle problematiche di diverso tipo, quindi delle problematiche psicologiche, problematiche neurologiche, oculistiche, quindi diplopia ad esempio, oppure di pertinenza dell'otorino, laringoiatra o fisiatriche eccetera. Quindi in questo caso il vantaggio di avere una grande azienda come l'azienda ospedale Università di Padova è quello di poter gestire tutte queste problematiche con un'equipe multidisciplinare e in tempo quasi reale, quindi rapidamente, perché poi sono problematiche che devono essere affrontate precocemente per evitare proprio che si cronicizzino e quindi i sintomi persistano a lungo tempo. La medicina dello sport, grazie alla prescrizione di esercizio fisico mirato, guida al recupero e garantisce monitoraggio continuo, con eventuali collegamenti agli altri specialisti per un percorso integrato. Parallelamente il gruppo lavora alla creazione di una rete territoriale che coinvolge medici di base, pediatri e realtà sportive locali, tra cui il Comitato regionale Veneto del Rugby, per diffondere la cultura della prevenzione e gestione delle commozioni cerebrali. In chiusura vi ricordo velocemente che è ripartita la rubrica dedicata a voi e alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.